Si trova a Monserrato, ad Agrigento, in piazza Pantelleria, uno dei primi cantieri italiani interamente finanziati dal Superbonus 110%. È un immobile condominiale costruito negli anni '80 e che da tempo necessitava di manutenzioni, che adesso, grazie al decreto bilancio, beneficerà in maniera gratuita di lavori di efficientamento energetico che, oltre a riqualificare i prospetti condominiali, comprendono la sostituzione degli infissi, delle porte d'ingresso, delle caldaie e la messa in opera ex novo dell'impianto fotovoltaico solare termico. Al via finalmente, lo possiamo dire, il giorno 9 faremo questo simbolico taglio del nastro in uno dei primi cantieri italiani, probabilmente il primo nel centro-sud. È un condominio di Agrigento, di Monserrato, costruito negli anni '80 che aveva bisogno di manutenzioni come tanti immobili della nostra città, e che grazie a questo decreto rilancio possono essere effettuati in maniera totalmente gratuita. Grande soddisfazione da parte del nostro studio, che da diversi anni si occupa di efficientamento energetico degli edifici, che con difficoltà si è fatto strada appunto tra i condomini che, molto diffidenti, difficilmente conferivano gli incarichi per le progettazioni. Talmente diffidenti, racconto un aneddoto, che un condomino, mentre stavamo approntando il cantiere proprio ieri, faceva la fotografia al cantiere e chiedeva se davvero stavamo facendo i lavori gratis. Quindi veramente c'è molta diffidenza, ce ne rendiamo conto, però non possiamo farci sfuggire questa occasione per la possibilità appunto di mettere in moto l'economia agrigentina e italiana, per cui questo mio intervento vuole essere anche uno sprono da parte mia nei confronti degli amministratori, degli amministrati e dei colleghi, per fare in modo che si possano realizzare tantissimi immobili, tantissimo efficientamento negli immobili condominiali. Qual è il beneficio che ne avranno i condomini? Ma i condomini avranno un beneficio in termini di comfort abitativo, perché andremo a rifare il cappotto esterno dell'edificio, andremo a mettere l'impianto fotovoltaico, l'impianto solare termico, saranno sostituiti tutti gli infissi, sarà sostituita anche la caldaia con caldaia a condensazione, saranno sostituite le porte d'ingresso degli edifici con porte blindate coibendate per evitare scambio termico tra l'esterno e l'interno. Insomma, tantissimo comfort, ma soprattutto tantissimo risparmio, perché se gli stessi lavori si dovessero pagare, materialmente costerebbero quasi 60-70 mila euro a testa. Capite che parliamo di cifre che difficilmente una famiglia oggi soprattutto si può permettere, per cui insomma si mette in moto davvero l'economia italiana. Oggi è un giorno importantissimo perché ad Agrigento inizia il primo lavoro e intervento di efficientamento del sud Italia. Questo per noi, per il mio staff, per il mio studio è un giorno importante, ma lo è soprattutto per i miei amministrati, perché avranno il proprio stabile, ristrutturato, efficientato senza uscire un soldo, e nessuno ci crede, nessuno ci credeva fino a oggi, ma non è un sogno, ma è una realtà, cioè poter efficientare il proprio stabile senza uscire soldi. In questo condominio già da diversi anni c'era in progetto di ristrutturare l'immobile e i condomini avevano già uscito 84.000 euro per ristrutturare soltanto 2 facciate. Ieri ho fatto un grandissimo regalo ai miei condomini, l'altro ieri lo studio ha restituito 84.000 euro ai condomini, perché non c'è assolutamente necessità di spendere un euro per fare dei lavori che a oggi costeranno più di 600.000 euro e contribuiranno ad migliorare il patrimonio immobiliare. Ma è un giorno importante non soltanto per i miei amministrati, è un giorno importante perché se vi immaginate iniziamo a ristrutturare tutti i nostri immobili laddove è possibile, significa fare ripartire l'economia, i tecnici che lavoreranno, le imprese che lavoreranno, gli operai che lavoreranno, quindi è un'iniziativa importantissima del governo, un'iniziativa che consentirà il risparmio ed la ripartenza dell'economia.